Sono arrivati pieni di curiosità e sono usciti altrettanto stimolati. Sono i ragazzi della quinta AFM e della terza A indirizzo turismo che hanno incontrato i vertici, e non solo, di Banca Adria Colle Euganei nel corso di una giornata speciale, spostandosi tra la sede principale di Adria e il punto consulenza in centro città. La cornice dell'evento è il progetto di educazione e formazione finanziaria Education, organizzato dalla Federazione del Nord-Est delle BCC e dalla Fondazione Veneta, che sta coinvolgendo 51 scuole venete e oltre 1000 studenti. A salutare i ragazzi il presidente Mauro Giuriolo. Ho cercato di emozionare rispetto a quello che è il modo nostro di Banca di Credito Cooperativo di fare banca, che è un modo assolutamente diverso, e ho cercato di fargli capire che noi, nonostante i nostri 129 anni di attività, siamo una banca giovane, siamo una banca dove tante professionalità nuove, 50 negli ultimi 4 anni per quanto riguarda Banca Adria Colle Euganei, sono entrate portando innovazione, portando professionalità, portando proposte, portando anche quella voglia di crescere e di mettersi in gioco, e spero che questi ragazzi, come quelli che sono già venuti a trovarci, possano in qualche modo appassionarsi al mondo della banca, ma soprattutto al mondo del credito cooperativo, che è un modo assolutamente diverso e un modo più diretto di essere coinvolti. Nella seconda parte della mattinata, dopo una merenda gentilmente offerta dalla banca, i ragazzi hanno visitato il cavò della filiale di Adria, dove non hanno mancato di fare domande al direttore della filiale che li guidava. Gli studenti si sono poi spostati nella sala del consiglio, dove hanno ricevuto delle indicazioni pratiche, dalle truffe online al credito e alla finanza. Com'è andata oggi? Ti è piaciuto? Sì, soprattutto i luoghi e il modo in cui le persone spiegano quanto stia a cuore questo progetto e gli obiettivi. Hai sentito che qui c'è stato un cambio generazionale, sono entrate quasi 50 persone in banca. È una cosa bella secondo te? È una prospettiva futura? Sì, è una cosa positiva perché dà la possibilità a molte persone di entrare in questo mondo del lavoro. Conoscevi il mondo bancario? E diciamo di sì, perché mia mamma lavora in banca, quindi ne avevo già sentito parlare. Anche il credito cooperativo lo conoscevi? E all'inizio non proprio, con le lezioni a scuola ho imparato a conoscerlo. Oggi che cosa ti porti a casa da questa giornata? Probabilmente mi porto a casa il modo in cui le persone parlano di come ci mettono il cuore in questo lavoro e delle nozioni comunque teoriche che mi serviranno nel futuro. Cosa ti affascina del mondo bancario? C'è qualcosa che ti incuriosisce? E gli investimenti e il risparmio. È andata bene e comunque è stata una cosa formativa e che sicuramente ci servirà in futuro, anche perché è una cosa che nelle scuole non si insegna bene quanto bisognerebbe. E cosa ti è piaciuto di più fino adesso? E il modo in cui sono organizzati, comunque anche il livello di accoglienza e anche la maniera in cui si espongono, in cui dicono quello che fanno, e sì, mi ha attirato. Cosa ne sapevi del credito cooperativo? Abbiamo fatto delle lezioni a scuola anche in diritto, e tuttavia è sempre bene anche andare di persona a vedere di cosa si tratta. Cosa ti affascina di più del mondo bancario? Sicuramente il fatto che grazie alle banche si possono finanziare progetti e sogni delle persone e dare vita all'economia. Tu hai un sogno nel cassetto che vuoi farti finanziare? Sì, diciamo di sì. Cioè? L'università. Cosa vorresti fare? Vorrei studiare a Milano, quindi costa abbastanza e un finanziamento aiuterebbe sicuramente. E cosa vuoi studiare? Qualcosa di finanza, di economia? Economia, sì, in Bocconi. E vorrai entrare in banca in futuro? È ancora da decidere, però diciamo è una buona prospettiva.